Jacopo Berti, candidato a presidente regionali 2015. Un inceneritore in Padova che fa ancora parlare di sé, un incontro importante con la dirigenza era. Qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è che purtroppo continuano a fare affari sulla nostra salute. Cercano, grazie al governo, di prendere rifiuti da tutta Italia, da Napoli, dalla Puglia, da ovunque, e portarli a bruciare da noi per guadagnare sulla nostra pelle. Noi ci battiamo per evitare questo, per impedire che le solite lobby riescano a guadagnare sulla nostra salute. Berti, l'inceneritore però non è soltanto inquinamento, tumori e rischi, produce anche corrente elettrica per una vasta porzione di popolazione, così? Esistono modelli alternativi. Vengo da un incontro con un'azienda, la prima azienda in Italia autosufficiente dal punto di vista energetica. Quindi vuol dire che esistono soluzioni alternative e anzi producono posti di lavoro. È un nuovo modello di sviluppo, dobbiamo guardare al futuro, noi lo facciamo, abbiamo le proposte per farlo. Il gioco però attualmente è fatto, c'è chi copre anche questo gioco e lo regolarizza, utilizzo questo termine. Cosa facciamo? Buttiamo giù tutto? Partiamo con le ruspe o cosa fare secondo lei come candidato? Come si dice, bisogna affamare la bestia, bisogna iniziare con la cultura nelle scuole e nelle aziende per insegnare a produrre meno rifiuti. La raccolta differenziata deve essere fatta bene e insegnata fin da piccoli. Questo per dare meno rifiuti e quindi dare meno fonte di guadagno a queste persone che gestiscono, a queste lobby che gestiscono gli inceneritori. Da Tiera, 1 chilometro di autostrada inquina di più dell'inceneritore. Noi ci troviamo di fronte a, lo sappiamo, un parco macchine che è purtroppo molto vecchio, ma altrettanto sappiamo che è come se avessimo 1 chilometro di autostrada nel centro della città. Abbiamo infatti l'inceneritore che è in mezzo alle case, quindi sfido io a trovare qualcuno che vorrebbe vivere intorno a 1 chilometro d'autostrada. Situazione di salute per quanto riguarda invece il Veneto, fresco dal giro appunto ambiente. Un giro ambiente che vede purtroppo problemi. La terra dei fuochi ce l'abbiamo anche in Veneto e si chiama terra dei FAS. A Montagnana sappiamo che questo inquinamento che è stato dato dalle concerie di Vicenza, e sono atti della procura, ha portato molte morti e molti tumori e non viene fatto niente. Siamo andati nel fiume a vedere quest'acqua nera e schiumosa che continua ad avvelenare centinaia e centinaia e purtroppo anche migliaia di persone, circa 380.000 persone coinvolte. Bene, dobbiamo con i soldi della regione impedire e fermare questo inquinamento.